Nella notte il corpicino di Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni scomparso in mare a Cavallino Treporti, ore di ricerche e preghiere, poi la fine delle speranze, lumini e una maglietta sugli scogli a pochi passi dalla tragedia, le lacrime della gente. La mamma del bimbo rientrata a Roncade, il vicino di casa racconta: mi ha detto dai un bacio a tua figlia. La ricostruzione della tragedia, il piccolo sfuggito al controllo della donna, minuti fatali per Carlo. La Procura di Venezia valuta se aprire un fascicolo di indagine e disporre un'autopsia. A Cavallino stop eventi e supporto psicologico alla famiglia. A Roncade lutto cittadino nel giorno dei funerali, la vicinanza a Papa Fabio. Perde il controllo della moto per superare l'amico in Vespa, 20enne di San Vendemiano si schianta e muore su un muretto. La tragedia nella notte, il cordoglio della scuola. Rientrato in Italia Don Nandino Capovilla, il sacerdote veneziano bloccato per 7 ore a Tel Aviv e rimandato indietro dal governo israeliano per questioni di sicurezza pubblica. Violenza e paura alla sagra di San Gaetano di Camisano Vicentino, rissa tra giovanissimi, un 17enne accoltellato 2 volte, indagano i carabinieri. Il sindaco di Bassano indagato per l'episodio dell'intonaco staccatosi nell'aula della scuola Pascoli che a gennaio aveva portato al ferimento di un alunno. L'accusa è crollo colposo. A 2 mesi dalla frana di Cancia a Borca di Cadore l'emergenza non è finita, il racconto di una residente alle prese con la colata di rocce e detriti ancora presente a ridosso della sua abitazione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La speranza si è spenta nella notte quando il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del Cavallino, è stato ritrovato senza vita sul fondale. La Procura di Venezia deciderà in queste ore se aprire un'inchiesta. Il bambino di Roncade si trovava al mare insieme alla mamma che oggi ha fatto ritorno a casa incrociando i vicini commossi. Dana è una persona straordinaria. Quello che è successo, secondo me, lei ancora non si rende conto, purtroppo. Tanto è vero che io sono appena diventato papà e mi ha detto dai un bacino alla tua bambina, dunque è una persona straordinaria. Mamma Dana Calarus è rientrata a casa a Roncade in mattinata dopo un pomeriggio e una nottata di attesa, angoscia e infine lo strazio più profondo, quello per la perdita del figlioletto Carlo Panizzo, 6 anni, con cui era andata a trascorrere una giornata di svago in spiaggia a Capasquali al Cavallino. La mamma in riva, il bambino che giocava vicino agli scogli, improvvisamente la donna non l'ha visto più. Le grida, i bagnanti che si sono tuffati, la catena umana, la macchina dei soccorsi. Il corpo del piccolo, scomparso in mare, è stato rinvenuto sul fondale poco prima delle 3 del mattino. La mamma, una 49enne di origini polacche, dipendente dell'azienda di ristorazione Ottavian, è stata ospitata nel vicino camping e affiancata da una psicologa. Infine il ritorno a casa. Sulla recinzione ancora i fiocchi rosa per la recente nascita della bimba del vicino, Carla, anche lei. Lei mi ha abbracciato e mi ha detto solo dai un bacino alla Carla. Io ho detto guarda Dana, per qualsiasi cosa siamo qua. E dopo è scappata di sopra. Lei è molto scossa, molto scossa. Un via vai di familiari e amici come quelli che le hanno riportato indietro la macchina dal Cavallino. Finestre e porte chiuse anche a casa del papà di Carlo, Fabio Panizzo, titolare della birreria Kaputziner Hof di Colli Umberto e del pub Bark di Barcon di Vedelago, ma in passato anche socio della pizzeria Piola di Treviso. La coppia ha un altro figlio di pochi anni, più grande del fratellino, per la cui morte ora la Procura della Repubblica di Venezia dovrà decidere se aprire un fascicolo. Il caso è in mano al sostituto procuratore Federica Baccaglini, che attende la documentazione delle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto. A quel punto deciderà se procedere con l'inchiesta e disporre eventualmente l'autopsia sul corpo del piccolo, inchiesta in cui rischierebbe a quel punto di venire iscritta nel registro degli indagati anche la mamma del bambino. Il dramma a Cavallino Treporti, la notizia della morte del piccolo ha iniziato a girare alle prime luci dell'alba in spiaggia, candele e preghiere. Alle 2:45 il corpo del piccolo Carlo Panizzo viene individuato e adagiato sul fondale vicino ai frangiflutti ad una profondità di 2 metri. Il rinvenimento reso possibile dalla strumentazione sonar in dotazione ai sommozzatori del 115. Ogni speranza si infrange contro la drammatica realtà. Sulla spiaggia cala un silenzio surreale. Le lacrime prendono il posto ai momenti allegri e spensierati. I bagnanti arrivano lungo questa barriera di scogli dove quel
qualcuno, lascia un gioco, una maglia, un pensiero, delle candele. Piange questo turista, ci dice che ha 2 figli e che viene in questa località da anni. 2 boys. Sorry. Lui, assieme a tanti altri bagnanti, si è tuffato alla ricerca del piccolo. Una tragedia iniziata intorno alle 16. Carlo era in acqua, stava giocando, poi in un attimo non è tornato in superficie. Momenti drammatici a cui hanno assistito numerosi turisti. La mamma era sulla riva, lei... Sì, era sulla riva la mamma, è successo in un attimo, ecco. Quando abbiamo visto sbrazzare sono andati tutti, il soccorso è stato immediato, ecco, quello sì. Da locale si sono precipitati in acqua anche degli avventori. Un gruppo di ragazzi è corso fuori e si è tuffato. Poi la catena umana dei bagnanti nel mare insieme per cercare Carlo. Ce lo racconta il bagnino che ha chiesto aiuto anche ai turisti. Io ho sollecitato in più lingue ai clienti di tenerci per mano, cominciando io per primo, e siamo andati più avanti fino dove possibile, chiedendo ai bambini di non farlo perché l'acqua era comunque mossa, molto agitata. La gente ha risposto subito. All'istante, e dopo, nonostante io fossi andato a fare a sostenere altri aspetti, diciamo, del soccorso, hanno continuato a farlo in maniera autonoma. In quel momento nella zona c'era bandiera rossa. C'è la bandiera rossa perché era appena calato il vento di Bora, il vento da nord e da nord-est, e il vento stava calmandosi, ma la corrente era comunque molto forte e c'era risacca perché stava calando la marea, quindi c'era molta onda vicino agli scogli e molta risacca, quindi molto risucchio che continuava a portare le persone, o comunque in questo caso anche il sottoscritto o gli altri cercando il bambino verso il largo. Cosa può essere accaduto al bambino? Sappiamo che faceva dei tuffi. No, io so che il bambino era arrivato da poco in spiaggia e so che poi non era più sotto la sorveglianza della madre per cause che non sta a me definire. Su quella spiaggia a Cavallino Tre Porti è calato il silenzio di una tragedia impossibile anche da accettare. La morte del piccolo ha suscitato profondo cordoglio nell'intera località balneare, sospese le attività nei campeggi in segno di lutto e supporto psicologico alla mamma del bimbo distrutta dal dolore. Dopo l'allarme lanciato dalla mamma si è attivata la macchina dei soccorsi. In pochi minuti la spiaggia a Cap Ballarin è stata raggiunta dalla Guardia Costiera, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e 3 elicotteri che dal cielo controllavano il mare. Attivato subito dal prefetto un tavolo di crisi per la gestione dell'emergenza. Le ricerche si sono sviluppate sia lato mare, dove appunto poi è stato ritrovato il piccolo, sia lato terra, quindi le ricerche sono state sviluppate dai carabinieri, dalla polizia locale anche su tutto l'arenile e le strutture ricettive interne nella speranza di poterlo trovare. Non solo, ma lungo l'arenile sono stati distribuiti dei volantini con la foto del piccolo nella disperata speranza di poterlo ritrovare, una speranza che si è spenta le prime ore del mattino. La tragedia tra il villaggio San Paolo e il camping Vela Blu nel tratto di spiaggia libera. Ore di apprensione vissute anche in comune con il sindaco Roberta Nesto e l'assessore al turismo. Noi per parte nostra alla famiglia abbiamo dato tutto il sostegno come amministrazione che potevamo dare attraverso un supporto psicologico e attraverso un alloggio nella vicina struttura ricettiva, e siamo molto vicini come amministrazione comunale tutta al cordoglio della famiglia. Nel camping della zona i turisti, dopo la notizia del ritrovamento del piccolo Carlo, si sono chiusi in un silenzio colmo di dolore. Noi come mondo dei campeggi, dei villaggi di Cavallino Tre Porti siamo assolutamente vicini alla famiglia. Oggi le strutture, quelle proprio vicino all'area interessata, hanno sospeso tutte le attività musicali, di intrattenimento lungo l'arenile, proprio in segno di rispetto nei confronti della famiglia e del bambino. Lungo la strada troviamo un ragazzo, Tommaso, che conosce la famiglia del piccolo, ci racconta di Carlo. Fantastico, era veramente un amore di persona. Sapere che in questo momento non c'è più è una grande mancanza per tutti quanti, penso. Il dolore è grande, ci dice, e non ci sono parole per descriverlo. Ennesima tragedia sulle strade della Marca. A San Vendemiano un ventenne ha perso la vita dopo essersi scontrato contro la moto di un amico.
I segni dell'impatto violentissimo sono ancora incisi sui muretti e sull'asfalto di via Manin a San Vendemmiano. Doveva essere una serata insieme agli amici, un giro in moto prima della partenza per Edimburgo, che sarebbe dovuta avvenire proprio in queste ore per frequentare un corso d'inglese. La vita di Mattia Saccon si è spezzata così, sul ciglio di una via a qualche centinaio di metri da dove abitava con il papà. Ero in camera, ho sentito urlare aiuto, aiuto, sono uscito e c'era il ragazzo disteso per terra lì, più o meno. Praticamente c'era una Vespa dietro di lui e lui con la moto, e quello della Vespa, scusa, era davanti a lui. Ha sentito che arrivava la moto, si è spostato sulla destra pensando che passasse a sinistra la moto, invece è passata a destra. Si sono toccati, lui è scivolato là dove vedete i segni là per terra, è andato a sbattere addosso al muretto lì, c'è il segno del casco, e poi è volato giù fino a qua via. Quando sono venuto fuori gridava aiuto, aiuto. È arrivata subito una operatrice sanitaria, appunto, che sta lì, e gli ha chiesto il nome, ha spiaccicato 2 parole, ma dopo ha cominciato a rantolare subito. In pratica, quando è arrivata l'ambulanza era già morto, era già in arresto cardiaco. L'incidente è quando era circa l'1 di notte, mentre stava rincasando. I sanitari del SUEM 118, una volta arrivati, hanno tentato per un'ora di rianimarlo. Prima del loro arrivo, insieme ai tanti vicini che sono accorsi, anche un'infermiera che ha praticato il massaggio cardiaco al ragazzo fino all'arrivo dell'ambulanza. Disperati i tentativi di salvarlo. Poi è arrivata la macchina medica, è arrivato l'elicottero, ma non c'era più niente da fare. L'indomani dalla tragedia di prima mattina, il patrigno del ragazzo si è recato sul luogo per pulire la macchia di sangue lasciata dal giovane affinché all'arrivo della madre in Spagna con la sorella del 20enne non la vedesse. Mattia Saccon, figlio del proprietario della famosa maglieria, era un appassionato di motori. Dopo il diploma al Planck di Treviso era riuscito ad entrare all'ITS di Faenza e svolgere un tirocinio nelle scuderie della Formula 1. Un ragazzo intelligente e intuitivo, lo ricordano gli insegnanti della scuola superiore dove ha studiato e dove amava tornare per raccontare ai professori la strada che stava percorrendo. Stava inseguendo tenacemente il suo sogno, Mattia, un sogno infranto a pochi metri sulla via di casa. Dopo 7 ore bloccato all'aeroporto di Tel Aviv, Don Nandino Capovilla è stato espulso da Israele ed è atterrato a Venezia. Il suo sta diventando un caso internazionale. Non bisogna tacere, non bisogna permettere che continui questo genocidio, questo massacro. Dobbiamo trovare tutti i modi, come hanno fatto adesso gli amici, per denunciarlo, e questo costa quel che costa. Quando Don Nandino esce dal varco degli arrivi all'aeroporto Marco Polo, il gruppo di amici, parrocchiani, volontari e attivisti di associazioni che si sono organizzate per dargli il bentornato si scioglie in un applauso liberatorio. Dopo 7 ore bloccato all'aeroporto di Tel Aviv, al parroco del quartiere Cita di Marghera ed ex coordinatore nazionale di Pax Christi Italia sono stati riconsegnati valigia e cellulare ed è stato espulso dallo Stato di Israele. Credo che non si possa sequestrare una persona per una giornata intera. Perché lei non può entrare in Israele? Cosa le hanno detto? Che metto in pericolo la sicurezza di Israele. Ricordo che, a proposito di sicurezza, diceva il patriarca Sabbah, che è un grande nostro amico, diceva: Israele sarà sicura solo quando rispetterà i diritti del popolo confinante. Lei cosa avrebbe fatto in Palestina? Uno dei tantissimi pellegrinaggi di giustizia. In quelle ore convulse, quello di Don Nandino è stato un caso internazionale per il quale si sono mobilitate istituzioni come il Ministero degli Esteri e la Conferenza Episcopale Italiana. Assieme ad una quindicina di persone era atterrato a Tel Aviv, dove avrebbe dovuto partecipare ad un pellegrinaggio di pace in Terra Santa. Come ha trascorso la notte? Dove l'ha passata? In una guardiola comune, diciamo, in un posto. A me mi spostavano, mi accompagnavano a fare la pipì in 4, però voglio dire, questo fa ridere, ecco, non fa ridere, ma cosa può voler dire per un giovane di 8 anni tutta la vita essere arrestato e accompagnato sempre con questi soldati? Sinceramente non c'è paragone, ecco. Dice, per lei è durato 24 ore, per gli altri dura tutta la vita. Non è stato nessuno, non è stato un sequestro, è stata una cosa illegale. Don Nandino Capovilla è molto critico delle politiche del governo Netanyahu ed è possibile sia sgradito in Israele anche per un suo libro, Sotto il cielo di Gaza, in cui descrive la situazione dopo il 7 ottobre.
Mentre era bloccato a Tel Aviv ha scritto in un post: basta una riga per dire che sto bene, mentre le altre vanno usate per chiedere sanzioni allo Stato che tra i suoi errori bombarda moschee e chiese, mentre i suoi orrori si continua a fingere che siano solo esagerazioni. Magari non andrò in Israele, ma vorrei poter andare lo stesso in Palestina, visto che poi adesso tutti lo riconoscono come Stato, per evitare di denunciare Israele, ma invece chiaramente sarà un problema. Violenza e paura alla sagra di Camisano Vicentino, ferito a coltellate un 17enne. Forse una lite degenerata, quella che si è consumata dopo la mezzanotte a Rampazzo, frazione di Camisano Vicentino, dove era in corso la tradizionale sagra paesana di San Gaetano, in cui un ragazzo di 17 anni è stato ferito a 2 riprese con un coltellino e portato in ospedale. Tutto da ricostruire l'episodio e i motivi che hanno portato al gesto, su cui indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato attinto da 2 fendenti, uno all'altezza dell'addome e l'altro all'ascella. L'autore, non ancora identificato, sarebbe un altro ragazzo, ma stando alle prime informazioni non sarebbe noto alla vittima. Il giovane è stato subito soccorso e medicato dai volontari della Croce Rossa già presenti sul posto per la sagra, per poi essere trasportato al San Bortolo in codice di media gravità, con ferite che però non destano particolare preoccupazione, dove è rimasto in osservazione. Un parapiglia avvenuto a poca distanza dallo stand gastronomico, zona dove tra l'altro ci sono le telecamere di videosorveglianza, che ha richiamato i presenti, tra cui uno degli assessori comunali impegnata nel volontariato per la festa. Sì, faccio parte un po' del gruppo di volontariato che si occupa anche della sagra paesana. Era sicuramente passato la mezzanotte e siamo usciti perché c'era un po' di schiamazzo. Siamo usciti dallo stand insieme ad altre persone e abbiamo visto appunto che c'era già l'ambulanza dei volontari della Croce Rossa, perché nella manifestazione è previsto questo servizio, che stavano medicando un ragazzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che indagano per far luce sulla vicenda. Intanto, nella frazione dove si conclude la sagra tradizionale, l'episodio ha destato preoccupazione. La sagra di San Gaetano di Rampazzo, ormai rinomata da tanti anni e nel corso degli anni è anche cresciuta, però consideriamo che Rampazzo è un paesetto di circa 1000 abitanti, sì, che è anche molto piccolino, dove la sagra è veramente un momento aggregativo dove ci sono tanti volontari che lavorano, un momento di festa. Ci dispiace perché poi un po' il senso della sagra è il coinvolgimento di più persone di varie età, è comunque un momento di festa che va un po' perde il suo valore di socialità, di aggregazione, proprio perché succedono questi fatti. La famiglia con gli amici si sono ritrovati nel giorno dell'onomastico per ricordare Chiara Iaconis, la giovane padovana uccisa con una statuetta caduta da un balcone a Napoli. Sì, noi abbiamo organizzato questo aperitivo in onore di Chiara, visto che ieri l'11 agosto è stato il suo onomastico e io come lei venivamo sempre in Calabria, che è il posto dove abbiamo tutti i nostri parenti, visto che mio papà è calabrese. Si sono dati appuntamento nella spiaggia dove Chiara con la famiglia passava tutte le estati per festeggiare il suo onomastico. Un arcobaleno di emozioni, magliette colorate e la famiglia con la scritta "Vivere a colori", il motto di Chiara Iaconis stampato prima che sulla t-shirt nel cuore. A quasi un anno da quell'assurdo 15 settembre, la famiglia di Chiara Iaconis, la mamma Cristina, il papà Gianfranco, la sorella Roberta si sono ritrovati con gli amici nel Lido Malaga a Locri, in provincia di Reggio Calabria, per ricordare la forza e la bellezza di Chiara Iaconis e quel sorriso spento da una statuetta caduta da un balcone nei quartieri spagnoli di Napoli il 15 settembre scorso. Abbiamo organizzato appunto questo aperitivo facendo scorrere delle foto con parenti e amici di qui dell'estate, e per poi concludersi con un lancio di palloncini dove ognuno ha potuto scrivere e mandare un messaggio e un abbraccio a Chiara.
La famiglia di Chiara sta vivendo questi mesi di dolore e assenza con la dignità di chi ha perso una delle persone più importanti della vita in un modo quasi inspiegabile. Le indagini della Procura di Napoli vanno avanti. A lanciare la statuetta sarebbe stato un ragazzo di soli 13 anni, non imputabile, ma il fascicolo resta aperto. Noi appunto attendiamo fiduciosi che le indagini si possano concludere nel più breve tempo possibile. Come diceva Chiara, lei credeva nella giustizia e quindi ci crediamo anche noi per lei. Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, è indagato per il distacco dell'intonaco in un'aula delle scuole Pascoli, crollo che lo scorso gennaio aveva portato anche al lieve ferimento di bambini. Sentiamo. Ho ricevuto un avviso di garanzia in merito al distacco di una parte dell'intonaco della scuola Pascoli nel mese di gennaio e dovrò comparire di fronte al PM il prossimo 18 settembre. Ho ritenuto utile informare la stampa e ovviamente darne comunicazione alla cittadinanza. È un fulmine a ciel sereno quello che colpisce il comune di Bassano del Grappa e la città a una manciata di giorni da Ferragosto. Il sindaco Nicola Finco è iscritto nel registro degli indagati per il distacco dell'intonaco di un'aula della scuola Pascoli, avvenuto a gennaio. In quell'occasione un bambino era rimasto coinvolto riportando qualche graffio. Immediatamente era scattata la chiusura, seguita dalle verifiche di rito sullo stato di salute del plesso scolastico. La situazione aveva consigliato all'amministrazione di chiudere la scuola e di spostare le lezioni nelle sale del tribunale. Poi, qualche giorno fa, il municipio ha chiuso una trattativa con gli scalabrini per l'affitto di alcuni spazi da destinare alla didattica montessoriana della Pascoli per almeno 3 anni. Nel frattempo, però, era scattata l'indagine della Procura sul distacco di gennaio, della quale avevamo parlato anche nei nostri telegiornali. Crolla la scuola primaria Pascoli, la Procura della Repubblica apre un fascicolo d'inchiesta. I carabinieri erano arrivati negli uffici del settore lavori pubblici per raccogliere informazioni finite nel faldone dell'inchiesta. Forse informazioni sullo stato pregresso della Pascoli, dati che, fa sapere il sindaco, non erano mai arrivati neppure sulla sua scrivania. Non ho mai ricevuto alcuna comunicazione da nessuno, altrimenti sarei intervenuto, perché insomma sapete l'attenzione che io dedico ai bambini, alle scuole. Insomma, il primo anno di mandato si è contraddistinto proprio per questo, per fare un riordino di plessi scolastici, per metterli in sicurezza, per pensare alla progettazione di una nuova scuola. Quindi se qualcuno mi avesse comunicato che c'era una situazione particolare all'interno della Pascoli, ovviamente sarei intervenuto. Finco sarà sentito in procura a Vicenza fra qualche giorno dopo Ferragosto e in quella sede sarà possibile conoscere più dettagli sull'origine della vicenda. Non è infatti chiaro se tutto sia nato da un esposto o da una denuncia oppure d'ufficio in seguito agli eventi di gennaio. Quel che è chiaro è che la faccenda, alla luce di quanto dichiarato da Finco e delle notizie diffuse, suona come un campanello d'allarme per qualche migliaio di sindaci del Veneto e non solo. Viene da pensare che domani mattina qualche migliaio di sindaci del Veneto potrebbero consegnare le fasce, perché nessuno è sicuro a questo punto. Ma guardi, io non dico nulla, ripeto, sono sereno e tranquillo, fornirò ovviamente la massima collaborazione alla magistratura, perché so che ho fatto tutto quello che dovevo fare e quindi insomma speriamo si risolva quanto prima questa faccenda. Nel Bellunese, ora a 2 mesi dalla frana di Cancia, l'emergenza non è finita. Il racconto di una residente alle prese con una colata di rocce e detriti ancora presenti a ridosso della sua abitazione. Basta guardare le immagini, ho bisogno di aiuto e le istituzioni devono ascoltarmi, devono darmi una mano, perché sono veramente in una situazione, non dico drammatica, perché tanti residenti sono stati peggio di me, però anch'io voglio la mia parte di attenzione. Cancia, agosto, sole, traffico vacanziero sulla 51 di Alemagna. Il borgo di Borca di Cadore, a guardarlo oggi sembra difficile immaginarlo la sera maledetta del 15 giugno scorso, quando una colata di oltre 100.000 metri cubi di pietra e fango è piombata giù dall'Antelao. Ma basta deviare di pochi metri per trovare un frammento di quella notte. Davanti a questa casa dell'Ottocento dei Trisavoli della signora Scaglia, il prato non c'è più. Al suo posto una colata grigia di ghiaia e melma, indurita dal sole e dalla pioggia. Cumuli che arrivano a ridosso della staccionata e in alcuni punti sfiorano i gradini d'ingresso. Il giardino non c'è più. Distrutto completamente, purtroppo. Però oltre a quel problema del lato privato, io sono in apprensione anche per il fatto che con le piogge
ho notato fin dal 12 di luglio, infatti ho attenzionato anche i vigili del fuoco, e si dilava tutta questa ghiaia e va a finire sulla statale, quindi imbrattandola, con pericolo per chi transita sulla strada. Il sindaco Bortolo Sala, contattato, ha spiegato che dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, la ditta incaricata dal comune non ha potuto operare perché la signora Scaglia, che vive a Trieste, voleva essere presente alla rimozione del materiale posto in un'area di pregio. Ad ogni buon conto, laddove la sera del 15 giugno c'era un cancello, ora c'è un argine oramai assottigliato che dovrebbe contenere il dilavamento. Quello doveva essere un'emergenza, fatto per emergenza, con l'aspettativa di risolvere il problema. È stata fatta anche una raccomandata all'ANAS di Belluno, che prontamente hanno informato e sollecitato le istituzioni a fare un qualcosa, e faremo sempre il solito verbo e mai date certe. Poco oltre un cumulo di sassi che la signora Scaglia ironicamente chiama il suo piccolo antelao, mentre sopra svettano imponenti 2 abeti che hanno 60 anni, dalle radici importanti che bisogna preservare per non compromettere la stabilità delle piante. Il resto del paese in gran parte ha rimosso le tracce della frana. Qui invece il tempo sembra essersi fermato e il problema non è solo estetico. Fuori, lungo la ciclabile frequentatissima dai ciclisti, la situazione è vivace. Dentro il giardino il silenzio e il peso di 2 mesi di attesa di chi aspetta che la montagna venga portata via, almeno da casa propria. Questo era il terzo vascone di Cancia, secondo me, con migliaia di metri cubi, non so quante erano, però quando si comincia bisogna anche finire il lavoro e non lasciarlo a metà. È fiduciosa? No comment. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.